Allora, non sono sparito, oggi sono andata a fatica, se mi date il tempo parliamo prima del Napoli e poi parliamo pure dell'Inter e che le che parlo. Però prima vi beccate il video sul Napoli perché casa tifo Napoli. Allora, buonasera, un po' zia sta perché sapete, sono in casa e quindi non posso urlare, vabbè, però allora, tu mo mi devi spiegare come Spaccimma fa a essere tocco di mano di Oilund. Tu mo aspetta, ma tutto in diretta, guarda, lo faccio tutto in diretta e non me ne frega niente, lo faccio tutto in diretta. Allora, tutto in diretta, Allora, questo è il famoso tocco di mano che questa sera hanno dato contro il Napoli. Lo faccio pure ora, perché per dovere di cronaca io ve lo voglio far vedere. Questo è il tocco di mano. Guarda, ve lo ingrandisco, più di questo non si ingrandisce, ma prima si può ingrandire ancora di più. Allora, questo è il tocco di mano di Oilund, vabbè. Ora riparte il video perché è giusto farlo vedere. Eccolo, questo è il tocco di mano di Oilund. Il tocco di mano il tocco di mano di Rasmus Oilund, dov'è? Dov'è? Che gli tocca praticamente questa parte del dito, questa, e poi tu mi devi dire nell'immediatezza si aggiusta il pallone. Ma che cazzo di pallone si aggiusta? Gli tocca sul petto, la mano ce l'ha quanto c'è? A 5 centimetri. Come fa a aggiustare? C'è una cannonata che gli arriva in quel modo, tu mi vai a dire oh, ma lui si aggiusta il pallone. Veramente? Veramente fate? Poi nessuno mette in dubbio che primo tempo lo Napoli hanno fatto schifo, perché hanno fatto veramente schifo primo tempo. Forse uno dei peggiori primi tempi che non si vedevano lo 15-18 da quando Conte allena il Napoli. Boh, perché questa è poi la supponenza, io ho sentito, mi sono visto anche il pre-partita su Calcio Napoli 24, che schiattiamo 3-4-0, tripletta di Olio, insegna pure Politano. Sta settimana fanno la calcia già flussata proprio, cioè, e che vengano in panchina, Fagioli cappiata 7, o tengo in panchina, Dobbic in panchina, poi lasciamo perdere fanno calcio. Vogliamo parlare del rigore? Che quelli di Dazzone, pure chi le Dazzone hanno detto, ma noi rimaniamo col dubbio perché Buongiorno c'ha quel braccio lì perché il difensore che glielo fa mettere quel braccio lì. Vogliamo parlare di questo, cara Lega Serie A, vogliamo parlare un attimo del rigore che hai dato alla Fiorentina questa sera? Vogliamo parlare di quel calcio di rigore che hai dato alla Fiorentina che è inesistente, quel calcio di rigore? Vogliamo parlare, ma questo va a compensare il rigore mancato della settimana scorsa che avete tolto alla Fiorentina, quindi dobbiamo compensare. Vabbè, ma va bene così, va bene così. L'Inter stasera ha vinto, vanno a +4, ma dell'Inter ne voglio parlare dopo, se riesco lo farò uscire a mezzanotte il video dell'Inter, quindi attivate la campanella. Io vorrei sfogarmi, perché poi io sento pure qualche tifoso napoletano difendere Lang ancora. No, Lang, perché Lang va Lang stasera è da fargli prendere il primo volo per la Turchia. Tu, via, levati dai coglioni, non è cosa tua pallone in Italia. Ma questo, voglio chi può fare solo cantante. Questo può andare a cantare ai matrimoni. Voglio, chi sto può fare? Voglio cantare con Alessia e con Raffaello, con Joseph, con sta gente qua voglio cantare. Chi sta solo cantante può fare? Non salta l'uomo, non si smarca, non ti creano qualcosa. Cioè, è inesistente. È inesistente. Poi abbiate un attimo di pazienza. Tu no, nel secondo tempo giustamente metti Lucca, vabbè. Poi 2 gol annullati, uno giusto fuori gioco ci sta, questo di Oilund. Vabbè, la riprendi alla fine, quando c'è la speranza, diciamo, l'ultimo assalto finale con Lucca e non mette più un grosso mezzo, cioè. Ma va bene così, l'Inter va a +4, settimana prossima c'è lo scontro diretto e lo devi vincere o al massimo pareggiare. L'importante è non perdere,
che poi se perdi sono cazzi. Poi dell'Inter ve l'ho detto, se riesco a mezzanotte farò uscire il video dell'Inter, non vi preoccupate. Io, signori, ma posso pure aprire le statistiche, ma che cazzo di statistiche faccio parlare? Voglio le statistiche, di che statistiche vuoi parlare? Vogliamo parlare delle statistiche? Parliamo delle statistiche, perché alcuni youtuber fanno i video solo leggendo le statistiche, non guardando la partita. Io mi voglio prendere le statistiche del primo tempo, perché qui l'XG del Verona è a 1.69, quello del Napoli a 1.56. Scusatemi, Lang ha fatto l'assist per il gol del 2-1 di McTominay, per amore di Dio. Scusatemi, però se tu mi dai il gol al 72esimo di Højlund, poi ne riparliamo, perché abbiamo ancora più tempo, perché il gol arriva all'82esimo, cioè, quindi va bene così, cioè il Napoli, il Napoli ha dominato con il Verona, le grandi occasioni ce l'ha avuto tutto Verona, tu rischiate di perderla alla fine, di perderla 3-2 addirittura. Cioè, ora andiamoci a prendere la classifica, o Napoli sta a 38, Juventus sta a 36, va bene, c'è una partita in meno, ma stanno là, sono lì, non è che sono lontani, la Juventus non è lontana, la Roma è a 36, l'Uomo sta a 33, attenzione quando Conte dice dobbiamo pensare a entrare in Champions League, non dobbiamo pensare allo scudetto, c'è il mercato è aperto, va bene, dobbiamo vendere, va bene, potevamo anche perdere come dice Conte, che potevamo anche perdere, ma le parole di Conte le voglio parlare, analizzare dopo, me ne prendo una giusta così veloce, dai, su Conte, andiamoci a prendere una così veloce, addirittura Oriali ha parlato, Gabriele Oriali ha parlato. Allora, andiamoci a prendere qualche cosa, dove sono? Allora, le parole di Conte, dove sono? McTominay a DAZN, Di Lorenzo, Savic, Conte, scontro dialettico con l'Inter su chi è il favorito. A me non interessa chi è il favorito, sappiamo che affronteremo una squadra forte, perciò andremo a Milano con forza, voglia e determinazione, sapendo che su queste partite ci sarà sempre un'attenzione mediatica sopra le righe. Ho semplicemente ricordato la storia dei top club. Io dico quello che penso, ma voi poi siete bravi a rigirare sempre la frittata. Questo mi succede solo qui in Italia, perché in Inghilterra non capitava mai. Forse recupereremo Neres, ma potremmo contare anche su Mazzocchi che sconta la squalifica. Il fallo di mano di Højlund, l'ho detto pure sul rigore di Buongiorno, sono valutazioni soggettive fatte al VAR, interpretate, date differenze ogni partita. Rasmus non poteva tagliarsi il braccio, gli hanno sparato la palla addosso. Accettiamo ciò che c'è stato visto dal VAR. L'arbitro il gol l'aveva convalidato ed il rigore non l'aveva dato. Sul VAR non ho voglia di fare polemiche, viene attravisato ciò che dico, non c'è una linea, va ad interpretazioni soggettive. Una volta è a favore, una volta no. L'importante è accettarlo sapendo che ci sono esseri umani in buona fede. Allora, io chiudo qui il video perché non voglio riastemmare, ve l'ho detto. Io dico solo una cosa, questo è un punto guadagnato, date retta a me, questo è un punto guadagnato. Meglio un punto che zero, datemi retta. Perché se tu stasera perdevi l'Inter andava a più 5, invece sono a meno 4, più 4. Si vince a Milano vai a meno 1. Quindi tutto sommato poteva andare anche peggio. Fatemi sapere per qui sotto nei commenti. Sempre e comunque forza Napoli. Per me non è mai falle male. Iscriviti al canale, sempre e comunque forza Napoli. Ciao ciao.